Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longi dal campo comunale Concadoro di Monreale. Benvenuti all'8ª giornata di livelli Under 17 con l'ingresso in campo delle due squadre. Cus Palermo contro Città di Carini. Solo qui l'ingresso in campo capitato dal direttore di gara e dai due capitani. Rientra dalla squalifica Capitan Licalzi, fa avanzare i suoi in mezzo al campo, mentre dall'altro c'è Vincenzo Pizzo per il Città di Carini. Eccolo qui l'ingresso in campo delle due squadre, ripeto, 8ª giornata di Allievi Under 17. Per Cus Palermo è fondamentale ancora vincere per mantenere il primato in classifica. Il Carini deve fare risultato per mantenere ancora viva la lotta per i primi posti. Quota 8 punti il Carini in classifica. Già ha riposato una gara, ha giocato la partita col Trapani, che sappiamo essere fuori classifica. Siamo quasi pronti. Saluto con i tifosi fuori, saluto che già sta effettuato tra le panchine. Ora confronto col direttore di gara per il sorteggio, perché avrà la palla e chi il campo, e siamo ufficialmente pronti ad assistere a Cus Palermo Città di Carini. Siamo pieni. Siamo pieni. I baceteri siamo abbiamo salutato Cristian e questa è la cosa più importante. Cambiare. No, però. Andiamo a ricaccia. Perché siamo a te? Vai in bagno. Andiamo a scotte. Qua, a centrocampo, qua davanti. E quindi ci siamo pronti per giocare. Effettuato l'ingresso in campo, schierate le due formazioni. Oggi è una bellissima giornata per passare questo pomeriggio insieme all'insegna dello sport. A metterla in gioco andrà Brendo Leonardo. Si aspetta il fischio dell'arbitro, momento l'ho perso di vista. Eccolo qui chi compare ai nostri schermi. Ultimi check, qualcosa da raccomandare alle due panchine. Si può giocare Cus Palermo Città di Carini. Partita valida, ripeto, per l'8ª giornata di Allievi Elite Under 17. La prima palla sarà per il Cus in maglia rossa di Cus Palermo, in maglia blu e rossa, mentre la formazione ospita Città di Carini. Si può giocare. Inizia ufficialmente l'8ª giornata di Allievi Elite per queste due squadre. Lancio davanti, Tolta vuole toccarla Casisa, riesce a giocare nuovamente dietro Licalzi. Pensa al lancio, allontana il difensore avversario, poi in palleggio un po' Tolomelo alle spalle, c'è Runfolo che va a prendere una botta, vuole che resta lì, dovrebbe tenerla il Cus Palermo, non riesce. Città di Carini allontana, si arrampica lo Iacono, Licalzi sulla fascia qui gestita da Di Marco, la prende, torna dietro Licalzi, scambia, vorrebbe andare da Marchese, non si intendono sul doppio scambio, sarà rimessa laterale
L'arbitro ha fischiato ancora qualcosa da dire. In mezzo al campo, vediamo, c'è qualche difficoltà forse nel distinguere le due formazioni, maglietta simile. Se l'arbitro ci ripensa sulla scelta delle magliette, in effetti la tonalità di rosso del Città di Carini è identica a quella del Cus Palermo. Squadre facilmente confondibili, anche se forse sarebbe stato meglio pensarci un po' prima. O forse il problema è il giro della fata. No, tutti con le casacche. Giocatori, infatti. Tutti i ragazzi del CUS, nonostante siano la squadra di casa, con la casacca. No, poco fa infatti ho visto, ma ormai le magliettine uguali. Perché frontale è poi addosso. Infatti c'è stato il confronto prima della partita, c'è sempre il confronto tra le maglie delle due formazioni. la casacca! Ora però c'è da dire che i giocatori del CUS hanno lo stesso colore di maglia dell'arbitro, quindi si è risolto poco e niente, ma si continua a giocare e prende il gioco mentre il tempo qui è andato nel cronometro. Siamo al secondo, non so quanto l'arbitro abbia invece sul suo cronometro. Tu stacca, riprendiamo con la rimessa da 3 in fuori del Carini. Dalla in avanti, cercata di gestire, non riesce, allontana via la difesa del CUS che lancia, Mazze prova a scappare, ci riesce, Mazze è ancora trattenuto, passa su Pizzo che allunga le braccia, c'è fallo e calcio di punizione per il CUS Palermo da una posizione veramente interessante. Mazze al primo guizzo palla al piede, subito fallo qui da Pizzo, ora ha bisogno però il dirigente Motisi. Calcio di punizione CUS Palermo. È una posizione interessante, vediamo chi andrà a battere. Il fallo se l'è procurato Mazze, vediamo se andrà lui a battere questo calcio di punizione. Sembra essere così, riceve palla e la posiziona. Mazze fin qui è protagonista di un ottimo avvio di stagione. Più di 7 partite da protagonista della squadra di mister Di Fresco. Che 3 in barriera Francesco Picciuca. Vediamo il fischio dell'arbitro che sta per arrivare, arriva ora Mazze col destro, guarda la porta, la manda alta però fuori misura, rinvio dal fondo per il Città di Carini, non inquadra lo specchio della porta qui Mazze. Picciuca cerca la soluzione corta, non è possibile, fa salire Soi per andare al lancio lungo. Picciuca, lungo, oltre la metà campo, palla dalle parti del 2 del CUS Palermo. Ora ancora palla all'alzata, Diego Marchese vorrebbe andare sul lato di sinistra, Di Marco deve lottare contro Conigliaro, si ricomincia dietro le retrovie del CUS Palermo che lanciano fuori al di là della struttura, si va rimessa laterale per il Città di Carini. Gioca lungo linea, Lanza dietro appoggio, ora ha pensato un lancio sventagliato sul lato opposto, la palla arriva tranquillamente a Vincenzo Lombardo che mette giù, gliela toglie il Runfolo, vuole correre, la palla potrebbe restare viva per i piedi del CUS Palermo. Runfolo riesce a tenerla dentro, va in mezzo, troppo frettolosa, va una prateria davanti a sé, se ne ha liberato subito per andare da Leonardo, non riesce nell'intento, la ritrova così il Carini che va, Tolomello a cercare l'attaccante, bene, due tempi capitali calzi al suo ritorno in campo, in casa. Era sale il CUS, lo fa sul lato, vorrebbe andare palla al piede di Marco, gioca ancora lungo linea, palla sull'esterno, cerca del taglio, passa Mazze bene, guarda in mezzo, troppo sul portiere, può bloccare Picciuca, blocca con le mani questa scelta di Mazze, va lungo Picciuca, troppo lungo per i presi giocatori, palla che resta viva, prova a tenerla dentro Marciano che deve lottare, un uomo a terra, arriva il secondo sul raddoppio su questo pallone e quindi Lanza scalciato, c'è fallo di Marciano, fallo e calcio di punizione in favore del Città di Carini, fallo commesso ai danni il numero 10 del Carini, Lanza, fallo commesso da
Alessandro Marcianò. Vai dentro! Lanza va a battere lui questo calcio di punizione. Va dentro l'aria, palla buona per i compagni. Arriva la testa però dei difensori del Cus che allontanano. La palla che viene accompagnata via. Tolomello che si tiene stretta questa rimessa con le mani, che però invece è in favore del Cus e in favore dei padroni di casa. Rimessa laterale Cus Palermo. Ora ne confondiamo. Andrà lo Iacono con le mani. Dopo l'occhio dell'arbitro che arriva ora. Lo Iacono lungolina alla ricerca del compagno, non trova. Di Marco va in pressione. Palla in avanti, si lotta per avere la palla tra i piedi. Sgambezzata ancora ma non c'è niente. Si gioca in avanti. Mazzene, scoda sulla corsa. Vorrebbe arrivare. C'è prima di lui sull'anticipo Fabrizio Randazzo che toglie. Allontana in testa Scalici, palla che resta via in mezzo al campo, lanza lunga la gamba, non riesce. Ci prova ancora il Cus a farsi spazio. Qui c'è un fallo commesso da Brendo Leonardo. Fallo commesso dal numero 9 del Cus Palermo. Ed è calcio di punizione per il Città di Carini. Una zona in cui facciamo un po' fatica a vedere con la presenza di questo palo. Batto il calcio di munizione, si va a lungo dentro l'aria alla ricerca di Lanza. Occhio la palla tolta da Licalzi, centrale un po' rischiosa ma la trova così Davide Campara, che poi se la porta fuori. Si è vista anche da questa posizione, rimessa laterale Carini, anche Campora protagonista di un ottimo avvio, ma come tutto il Cus Palermo la classifica parla chiaro, primo in classifica. Rimessa Carini, rimessa con le mani, pronto andrà a battere Vincenzo Lombardo. Lombardo vuole l'area di rigore, Marcianò apre le braccia, la palla però resta ancora tra i piedi al Carini. Imparato, vuole lo scambio, la ritrova così, Ronfolo che vuole lanciare verso Mazzè, potrebbe crederci, poi troppo lungo, c'è il portiere fuori dall'area di rigore che aspetta e riesce a trovarla. Rispetto tanto da entrambi i portieri, già la fatta lo conosciamo ormai dall'anno scorso, una garanzia per la difesa del Cus Palermo. Mentre sono curioso anche di vedere i portieri del Carini, conoscendo il preparatore dei portieri della squadra ospite, mister Alessandro Cintura, avrà preparato meglio i portieri per la gara, anche per l'intera stagione. Davide Campora, l'ultimo tocco del suo palla che resta in campo, deve lottare, va a contrasto, che ha preso una botta al volto, si continua a giocare con una conclusione cercata da Mirko Tolomello che va a largo sul secondo palo. C'è ancora però Davide Campora a terra che ha accusato una botta al volto sul contrasto col set avversario. Mister Di Fresco si dice a posto, alla panchina. Viene dal fondo Cus, la foto gioca corto. Casisa si abbassa al solito entrare di rigore per ricevere questa palla. Casisa ora vede il momento di Campara, lui che va a cercare, ma la palla termina più centrale. Mazzè non può arrivare in mezzo ai giganti della difesa del Carini. Palla tolta, allontanata. Licalzi riesce a due tocchi a girarla sull'esterno dove c'è poca densità di maglie del Cus Palermo. Alla meglio così il gioco traverso che la strappa va dentro l'area di rigore. Alla ricerca di Edi Caccamo che lotta lì dentro l'aria, non riuscendo però a trovare la giocata. Ora sale il Cus Palermo. Leonardo, palla che scappa, vorrebbe ancora crederci, non arriva, scappa via, la approfitta così il set del Carini anticipato. Ronfolo a strappato Lomello. Ronfolo, Davide Campora pronto per il cross, punta l'avversario, eccolo che arriva sul secondo palo da Mazzè che la riesce a rimettere nuovamente in mezzo, ma non buona per i propri compagni che non arrivano. E ora Di Caccamo, seguito da Casisa, schermato, messo giù, c'è fallo per una trattenuta del 4 del Cus Palermo, fallo commesso da Casisa invece no? Sì, il fallo è commesso da Casisa, anche se l'arbitro aveva indicato il dato di destra, forse indicando la posizione, aveva fatto confondere un secondo, ma non ci sono dubbi, fallo commesso da Salvatore Casisa e danni di Caccamo, quindi calcio di punizione per il Città di Carini.
lancia all'interno dell'area, giganteggia bene Marciano che toglie palla in area di rigore, troppo lunga per Di Cacco ma non può arrivare a una presa facile. Qui gira la Fata, Licalzi, il capitano di Mister Di Fresco. Licalzi vuole andare lungo alla ricerca di Mazzè, anticipato, palla che si alza in avanti, ora termina giù dalla testa ancora il solito Licalzi, mentre la tiene il Città di Carini che prova ad approcciare la gara. Fin qui nessuna chiarissima occasione da gol, partita in fase di stallo, si stanno studiando le due squadre. Chiaramente siamo sul minuto numero 11 dal fischio iniziale, sappiamo che c'è stata una piccola interruzione per la sistemazione delle maglie del CUS proprio al primo minuto. Vedremo se l'arbitro avrà lo stesso tempo nostro, si è fermato il tempo durante il cambio maglie, dovete essere le casacche per il CUS. Gioca il Carini, qua va fuori misura, svirgola Lombardo, non trova nessuno suo col mancino, la manda in rinvio dal fondo in favore del CUS Palermo, mentre l'arbitro ha qualcosa da dire pure al servizio d'ordine che devono andare fuori dal terreno di gioco. Ora arriva il custode, chiude il cancello, possiamo riprendere il gioco. Casisa, si ritorna da Casisa, palla un po' larga, arriva prima dal 3 del Carini con la palla che poi termina fuori, rimessa da 3 per il CUS. Marciano invita il Mister Di Fresco a far giocare i suoi palla a terra. Marciano, lungo linea, Campora non la prende, ancora direzione in testa di Lombardo, altra rimessa laterale, la posizione più avanzata rispetto a prima. Salvo! Densità di maglie del CUS del Carini lungo il lato di destra del campo, si lottano, arriva nel Leonardo nel Runfolo, la palla che va sull'altro lato, quello di Di Marco che va all'interno dell'area, sulla testa dell'avversario, ancora Cica del CUS Palermo, cerca di giocare al limite, un po' di confusione, Leonardo subisce l'arrivo di Lanza che apre le braccia, protegge la posizione, sbraccia un po', c'è rimessa laterale che è in favore del CUS Palermo, anche se Lanza qui spinge un po', l'arbitro ha qualcosa da dire ai due ragazzi. Sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Resta con la mano per il CUS. Marciano vorrebbe andare ancora da Leonardo, non lo trova, palla che termina dietro nella di rigore del Carini, spazzata via, mancato il primo controllo, palla che resta ancora viva, Casisa insegue, Lanza la tiene il 10 del Carini, la toglie Casisa, palla che però termina dal compagno, deve recuperare Marciano, porta la palla fuori, il tocco per restare del CUS, dove Marciano era Runfolo, arriva stata tra i Carini. Lombardo pronto a andare con le mani, Lombardo trova la testa però di Marciano, palla che resta per ancora per il Carini, Mandala gira, orienta sul lato di destra, vorrebbe salire Scalici, scambia ancora da Mandala in avanti sulla verticale, palla che resta dal 9 di Caccamo, la gira, cross in mezzo a cercare la torre di Imperato, non trova il giocatore del Carini ma il difensore avversario che manda via calcio d'angolo, prima occasione la bandierina che passa tra i piedi della formazione ospiti del Carini. Quando siamo vicini al primo quarto d'ora di gara, ancora persiste la parità di inviate tra le due squadre. Cross in mezzo sulla Fata che esce, non può bloccare. Resta ancora la formazione ospite con la palla a 3 piedi. Scappa dietro. Deve togliere lo Iacono che non si sbilancia più di tanto. Torna in posizione. Ora palla che viene ritrovata tranquillamente. La gira la Fata che può battere questo rinvio dal fondo. Un po' schiacciato il CUS in questa avvio di gara, deve uscire con qualità, con personalità palla al piede. Marciano, Campora, tocca, quella che torna in mezzo al campo, vorrebbe gestire il Carini che va in avanti, ancora porta con sul numero 4, Mandala che vorrebbe andare in porta, fuori misura, rinvio dal fondo per la Fata ancora. Casisa dentro la squadra del suo capitano, Licalzi
È lui che lancia, trova bene Leonardo e controlla colpetta e mette giù. Prende Leonardo, si gira, 3 tocchi. Leonardo la pensa al lancio, cerca di entrare sulla corsa di Campora, l'idea c'è, la palla forse è un po' lunga, ma arriva la copertura qui di Fabrizio Randazzo che permette che la palla termini fuori. Rinvio dal fondo per il suo portiere Picciuca. Picciuca gioca corto, ancora in mezzo al campo, si gira bene, manda la con personalità, palla che passa, trattenuto qui Imperato, c'è fallo, arriva la chiamata del direttore di gara per assegnare un calcio di punizione in favore del Città di Carini. Buonasera. Buonasera. Entra! Altro traversone lungo dentro l'area che non arriva, ora deve toglierla il Cus e va sul lato di sinistra. La carezza di Marchese, bene a contrasto Mazzè, lascia passare, c'era alle spalle Scalici che non si lascia superare, spazza via l'ultimo tocco del Carini, rimessa laterale Cus Palermo. Quando siamo al 16:40 del primo tempo, 0-0 ancora con la parità che persiste tra le due squadre. Finchiura avvio di gara un po' in difficoltà per il Cus, un po' nelle posizioni un po' arretrate, ma fin qui sta subendo bene senza correre particolari rischi. In avanti c'è stato un fallo commesso ai danni del giocatore del Cus e calcio di punizione. Lo Iacono pronto al mancino lungo, fedelissimo di mister Di Fresco Giuseppe Lo Iacono, quello che va dentro l'area ancora a cercare i compagni, palla che arriva da Mazzè, prima però dal giocatore avversario, ora si resta al limite dell'area, non riesce a tenerla Marciano, si gioca ancora sul lato di destra, palla che termina fuori dopo l'ultima deviazione del Carini e quindi rimessa ancora Cus Palermo. Palla in avanti che passa, trattenuto Mazzè, non può girarsi, Pizzo accompagna la palla fuori, rinvio dal fondo per il Carini. Andrà ancora Picciuca, adesso si giocherà con la soluzione corta, cercare nuovamente il lancio lungo, sembra essere il momento della seconda opzione, il lancio lungo, rinvio lungo di Picciuca, oltre la metà campo, alla ricerca degli attaccanti, Imperato contenuto qui da Marciano, l'ultimo tocco però è del difensore maglia numero 2 del Cus e quindi rimessa laterale Città di Carini. Vincenzo Lombardo, Lombardo gioca in avanti, Runfolo la toglie, vorrebbe arrivare a Leonardo, palla che arriva in area di rigore, allontana Lo Iacono fuori dall'area, in due su questa palla, ha avuto la maglia il Carini, Lanza prova a piazzarla col destro, non trova però davanti a sé una presa sicura di girare la Fata, che ora vede le soluzioni più vicine accanto a sé c'è Capitani Calzi, vediamo dove andrà mentre scende un po', si abbassa il Carini per lasciare spazio di gioco al Cus e riprendere poi con la pressione come in questo caso. In mezzo al campo si gioca, palla lascia da lì per la corsa, per l'avanzata del Carini che vuole andare, cercato Lanza, c'è la copertura di Licalzi che protegge anche lui l'uscita del pallone su 10 avversari, quindi rinvio dal fondo per il Cus, rinvio dal fondo tra i piedi della Fata. Casisa vede Campora, vorrebbe andare a lui ancora, perfetto qui Lombardo di testa che toglie, Runfolo mette il corpo, Marciano la rimanda in mezzo al campo dove non c'è nessuno dei suoi compagni, soltanto un intercetto di Mandalama, la palla torna ancora per il Cus Palermo, per i padroni di casa, Campora la chiama Mazzè Lungolina, eccolo che viene accontentato, Mazzè subisce l'anticipo avversario ma se la ritrova, Mazzè vorrebbe sterzare, il giocatore del Cus, l'attaccante del Cus Palermo prende ancora spazio, Mazzè la fa sparire, ora deve servire la corsa di Campora, posizione regolare, Davide Campora pronto per il cross, invece no, c'era fuori gioco secondo l'arbitro che ferma con qualche istante di riflessione, ferma il gioco lasciando che la palla torni tra i piedi della formazione ospite del Città di Carini. E quindi Picciuca pronta a rimettere in gioco sul fuorigioco di Davide Campora che non accendono le proteste, quindi condivide, almeno forse condividerà la scelta dell'arbitro. Ne ha due di sopra Di Caccamo, vorrebbe andare dietro, la ritrova così il Carini, Di Caccamo si fa spazio, occhio che solo, può provare il mancino, la fa, occhio la ribattuta, salvataggio di Marco, poi Casisa non vuole rischiare, aveva forse più tempo per mantenere la calma, gestire la situazione, preferisce spazzarla via in calcio d'angolo per il Città di Carini che sta facendo salire più uomini in avanti, sta alzando un po' i giri
del gioco. Ribatte bene la fatta su Di Caccamo. Poi Casisa spazza, sarà calcio d'angolo Carini dal lato di sinistra, mentre si prepara dalla bandiera Michele Mandalà, che va in mezzo al centro dell'area. La che resta lì, Lanza disturba, Runfolo la esce, ora deve correre, prende Leonardo, c'è l'avversario su di sé, Leonardo contro Imperato, messo giù l'11 del Carini, si gioca ancora, non c'è fallo, nessuna interruzione. Mandala, buono il controllo col petto, pure la porta, deviazione di Runfolo o di Marciano, sembra essere Marciano. Deviazione di Marciano che ha cambiato sicuramente la traiettoria del pallone, giudicata però regolare dall'arbitro, che mentre sale il Carini ancora lanza, qua c'è fallo, non ci sono dubbi, calcio di punizione al limite, c'è il giallo per Manuel Licalzi, giallo per il portiere per il capitano, perdonatemi, del Cus Palermo, mentre c'è forse anche un cartellino per la panchina o semplice chiarimento, vediamo. Tanto sta che fin qui giallo per Licalzi, no, semplice richiamo per la panchina delle Città di Carini, che avrebbe voluto qualcosa in più forse anche sull'episodio precedente. Calcio di posizione Carini per un fallo commesso da Nidi Lanza. Bastano solo 20 minuti per il giallo di Licalzi. Vediamo chi andrà a battere. Sembra essere Lanza in posizione di battuta, mentre la fatta sistema la barriera. Occhio Gioele! Ne chiede 4 in barriera, gira la fatta, mentre resta Lanza. Ancora? No, non è Lanza, perdonatemi. Qui non distinguiamo il giocatore. Comunque calcio di posizione dalla distanza ravvicinata per il Carini. Occhio lei! Pronto col mancino, arriva il fischio, cercata la porta, conclusione che termina alta sulla traversa della porta di Sanaggiore fatta, che qui non ha difficoltà, e sarà rinvio dal fondo per il Cus Palermo, mentre arriva il primo ammonitore della gara ed è proprio il capitano di Mister Di Fresco, che ora riceve palla sull'appoggio corto di Casisa. Licalzi Casisa, doppio scambio, nuovamente 3-2. Casisa preferisce sterzare, ora far salire e prendere qualche metro palla al piede. Casisa, corto, Diego Marchese ritorna dietro da Licalzi, Manuel Licalzi sulla verticale di Casisa. Ora deve crescere il Cus, sta cercando di farlo. Casisa cambia, sventaglia totale verso campo, ma c'è prima deviazione avversaria, poi Leonardo ci crede, andrà di rigore, gioco di gambe, Leonardo col mancino, deviazione, doppia deviazione del Carini, ma la ritrova così Runfolo che vuole il tiro, falciato al momento della conclusione, ma il fallo è stato commesso proprio dall'11 del Cus Palermo. Fallo commesso da Runfolo in area di rigore, calcio di punizione per il Carini. Nonostante la botta subita da Runfolo, l'arbitro ha giudicato che l'irregolarità è stata commessa dall'attaccante di maglia numero 11 del Cus Palermo. Posizione Carini, Picciuca va a lungo, vuole andare sul lato di sinistra, ma l'ha letta bene dal numero 11 Imperato, ne passa 2 ancora Imperato in mezzo al campo, poi cerca di impostare, in buca, va dal compagno che non gestisce, Di Caccamo portarlo giù, perde anche lo scarpino, sarà rinvio dal fondo dopo il contrasto tra lo Iacono e Di Caccamo. Casisa, Marchese vuole uscire ancora con la palla al piede del Cus Palermo. Licalzi, è lui che va in avanti. Casisa passa con la giocata, poi sarà lungo un po' troppo, c'è recupero così di Tolomello che in mezzo al campo ritrova Lanza, va giù, non c'è fallo, si continua a giocare, deve scivolare dietro il Cus, protetta l'uscita di La Fata che prima va con i piedi e ora potrebbe andare da Campola. Non è il momento perché l'arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni di Lanza, che resta ancora a terra dolorante, il 10 del Carini.
Alza a terra il set del Carini. Mirko Tolomello si riprende con la palla tra i piedi di Girona fatta. Licalzi resta alto Campora, quasi a fare l'esterno alto d'attacco. Noi abbiamo già ben inquadrato l'assetto tattico di mister Di Fresco, 3 dietro con i quinti di centrocampo a fare sali e scendi sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ora in fase di possesso salgono gli esterni di centrocampo per andare a dare densità offensiva. Qui ottimo il contrasto in mezzo al campo qui di Runfolo che vuole salire, gioca il Custe sul lato, palla fuori misura per Mazzè, non può tenerla, non arriva a prenderla, rimessa laterale Carini. Palla tolta, allontanata, lo Iacono allunga le braccia, non c'è niente, si gioca ancora, Cassisa vorrebbe andare in avanti per cercare la corsa di Mazzè, c'è l'uscita di Picciuca che va però da Campora, occhio alla porta scoperta, Campora potrebbe pensarci al tiro, invece riflette, preferisce tenere ancora e prendere metri, Campora veloce, nessuno lo prende, Campora va in mezzo, palla allontanata, poi il volo, ci ha provato Diego Marchese, non impatta verso la porta, colpisce l'avversario, poi la palla termina fuori. Ma l'arbitro indica un rinvio dal fondo in favore del Città di Carini. L'arbitro indica rinvio dal fondo. L'arbitro ha qualcosa da dire pure a mister Di Fresco, quindi un richiamo per panchina. Arbitro, gli occhiali! Riprende il gioco, va a lungo Picciu, colta la metà campo. Bene, qui marciano di testa, palla che resta lì, deve tenerla, Mandala, gliela strappa Marchese, parte il Cus Palermo, Diego Marchese sul lato, mentre c'è pure Mazzè a dare supporto lungo, Lina, lui che viene servito, c'è Pizzo che va ancora in anticipo. Si prospetta un grande scontro lì nell'area di rigore del Carini, tra i due centrali di difesa, Pizzo nonché capitano e Randazzo, palla che resta ancora in area, Randazzo vuole a toglierla, arriva al limite, voleva chiusura fuori il Runfolo, non riesce, Licalzi allontana, palla che resta ancora per il Carini che prova a salire, si gioca sul lato Marchese, rincorre, strattona un po', lo Iacono salta in posizione, completa il disimpegno, mandandola via, la palla resta in campo, Mandala, Michele Mandala, il 4. In avanti vorrebbe Lanza, palla che rimbalza ancora, lo Iacono non riesce a prenderla, passa ancora in area di rigore, si era girato, mandando fuori tempo all'avversario, si era girato benissimo, Imperato, se lo perde il difensore avversario che si prende qui un gran rischio e si fa in rinvio dal fondo per il Cus Palermo, la Fata non ha fretta di rimetterla in gioco, ha bisogno di far ritornare in campo i suoi. Non siamo vicini alla prima mezz'ora di gioco. Minuto numero 29, ancora 0-0 tra Cus Palermo e Città di Carini per questa ottava giornata di Allievi Elite Under 17, Girone A. Gira palla in mezzo al campo il Cus Palermo, Marchese, lo Iacono, ancora Diego Marchese. Pensa al lancio, sterza, vorrebbe andare dallo Iacono ed è questa la sua intenzione. Lo Iacono poi svirgola mandandola larga oltre la linea laterale del campo, quindi rimessa con le mani per il Carini. Scalici, lungo linea, Imperato trattenuto da lo Iacono, c'è fallo per la trattenuta del 6 del Cus Palermo, del 5 perdonatemi, e quindi calcio di punizione per il Città di Carini. Mentre sale pure Pizzo, occhio sul lato di sinistra al capitano del Carini.
il 5 arriva da dietro! Arriva da dietro, tienilo! Cross in mezzo all'interno dell'area, troppo sulla fatta, deve velocizzare così, che c'è un po' scoperta la difesa del Carini. Palla che arriva, rimbalza, Mazzea, abbracciato un poco, resta lì, lascia passare il teatro del Carini, la lanza, un tocco, vorremmo andare sul lato, non c'è nessuno del suo che può tenerla in campo, la lascia uscire fuori di Marco, si sente questa rimessa con le mani. Andrà a battere lo Iacono. Lo Iacono in avanti, non trova Di Marco, altra rimessa con le mani, il replay sempre da quel lato con qualche differenza di metro sulla posizione di battuta. Lo Iacono va, gioca a Leonardo, vorrebbe andare Pizzo, la fa volare via più lontano che può. Rimessa laterale per il Cus, per i padroni di casa. Andrà ancora lo Iacono sotto di sinistra con le mani quando siamo al 32esimo minuto di gioco di questo primo tempo di gara. Non è lo Iacono che può battere, ma è Di Marco. Di Marco ancora può crederci sul lato Leonardo, bola persa, va in avanti il Carini, lo Iacono prova a rimetterla lì, ribattuta ancora alla metà campo, si lotta per il pallone che resta fin qui contesto. Casisa cerca di gestirlo, se la lunga forse un po' troppo, l'ultima attivazione è stata proprio la sua, del 4 del Cus, è rimessa laterale Carini. Lombardo, occhio qui, Runfo ha preso un rischio, palla che passa, deve sganciarsi così li calzi per rimediare all'incertezza del suo compagno. Rimessa laterale Città di Carini. Mandala, tanto che andare con le mani va lui questa volta dentro l'area di rigore. Mandala riesce a metterla in mezzo con la rimessa lunga, palla che resta via dentro l'aria, scivola per andarla a prendere così l'8 delle Carini che prova a tenerla viva, non riesce Davide Conigliaro nella sua intenzione, ma c'è deviazione del Cus e quindi calcio d'angolo per il Carini che resta ancora all'interno della rigore avversaria. Dentro! Calcio d'angolo, si prepara Mandala, incaricato di battere anche questo calcio piazzato. Trena avanti del Cus, pronta la ripartenza. Mandala va in mezzo da Pizzo, il giocatore più pericoloso dell'area di rigore. Impatta, trova la deviazione per avversaria, quindi altro calcio d'angolo, mentre Pizzo va a posizionarsi ancora al limite dell'area per inserirsi sul secondo palo nuovamente. Rimessa Carini. Vediamo qual è il consiglio di Di Fresco che invita Casisa a prendere a uomo Pizzo, poi c'è una svirgolata dei giocatori del Carini, palla persa, si ricomincia da rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo Cus. Quindi appunto dico non è che ora posso Casisa resa al campo, trova Marchese, caduto, occhi, gira, torna dietro, li calzi, si inserisce Casio lì che viene cercato ma la palla è fuori misura, errore, occhio, potrebbe essere pagato caro, va in avanti il Carini con Lanza, il numero 10 delle Città di Carini. Lanza seguito da maglia avversaria, vuole andare col tacco, si accontenta di una deviazione avversaria, la rimessa laterale è ancora per la formazione ospite. Palla dentro l'area, resta viva, occhio ancora, imperfezione qui sulla pallonta di destra di Marciano che la rimette alle spalle, deve rimediare su questi errori, resta ancora avanti il Carini che vorrebbe passare, cercate il tiro temperato, conclusione verso la porta di La Fata che termina larga di poco, squillo del Città di Carini, ci ha provato ancora imperato ad andare in porta e provare a sbloccare questo match che fin qui resta ancora inchiodato sullo 0-0, minuto numero 35 tra Cus Palermo e Città di Carini. Ci ha provato nuovamente l'11, ci ha provato nuovamente imperato. Casisa li calzi, tutto largo a sinistra lo Iacono, fin qui coinvolto poco, eccolo cercato, manca il controllo, c'è qualcosa che non va oggi in Peppe lo Iacono, ancora non è entrato in gara perfettamente. Lanza, lo segue lo Iacono, Lanza ancora, scivola bene, va dritto sulla palla lo Iacono, intervento chirurgico del difensore del Cus Palermo, l'ultimo tocco è stato proprio di lo Iacono e quindi calcio d'angolo in Città di Carini come indica il direttore di gara. Dentro l'area piccola!
si è messo in mezzo, troppo sulla porta. Il primo palo c'è Marchese che riesce a schermare e mandarla via. Prova ad andare ancora in aria, palla che rimbalza dietro, vuole prendere la mazza. Leonardo indirizza, alza il pressing mentre deve allontanare la difesa ospite. Cassis arriva ad andare in avanti. Leonardo spara la porta, lavora questo palla, prende un colpo da Pizzo che riesce anche a togliere. Per Leonardo commette fallo, potrebbe arrivare il cartellino che c'è tutto giallo per Brandon Leonardo. Fallo per il 9 del CUS, ammonito il secondo giocatore inserito nella lista dei cattivi direttori di gara ed è nuovamente del CUS Palermo. Fin qui Licalzi e Leonardo, i due giocatori ammoniti di questa partita in questi primi 37 minuti. Quant'è? Chiede 2 in barriera alla Fata. Con Tolomelo che si posiziona per battere questo calcio di punizione. Tolomelo vuole andare dritto in porta, la Fata non ha dubbi su questa pressa, va sicuro, la Fata velocizza, ripartenza CUS Palermo, cercata sul lato di sinistra, Mazzè lungo lì, palla un po' scomoda che termina di fatto fuori. Sarà rimessa laterale ancora per il Carini. Mandala, gioca sul lato, Lombardo trova qui il giocatore centrale, chiude il triangolo, quindi con Conigliaro. Lascia scorrere Di Caccamo, poi c'è un'ottima chiusura di Marciano che impedisce la giocata all'avversario, mentre Campora stringe in mezzo al campo per andare a lanciare da Mazzè. Ancora rimessa laterale CUS che prova a salire in questo finale del primo tempo. Lo Iacono va con le mani, trova la direzione avversaria, per la che resta ancora per il Carini. Non si intendono alla perfezione. Marciano si sgancia e ne approfitta. La terra in qualche modo viene girata la palla ma fuori misura. Casissa pensa al lancio, c'è Campro alle spalle del difensore numero 3, alle spalle di Scalicidi. Ora palla che termina sul lato per poi finire fuori. Il rimessa laterale per il Carini. La rimessa in mezzo, non trova Leonardo, ma il Carini sì, che va in avanti, ancora contro Tolomelo, sul lato Lanza, si apre, si allarga, controlla col destro, continua a portare, Lanza arriva al limite, poi in buca, palla buono per Imperato che va in mezzo, tutto solo qui il giocatore del Carini, ma non viene convolito dalla rete, annullato il gol di Davide Conigliaro. Era una buona giocata, una buona azione costruita dalla città di Carini sull'asse, sul triplo asse Lanza Imperato Conigliaro. Non funziona però, c'è una posizione irregolare del giocatore dell'assegno, l'arbitro quindi ferma il gioco, ha qualcosa da ridire su Imperato e sui compagni. Si va quindi in possesso per il CUS Palermo, si resta ancora sullo 0-0 quando siamo vicini al 40esimo. Marciano si arrampica un po', non c'è niente, si continua a giocare. Pizzo ribatta di testa, Licalzi riva in avanti, Campora Leonardo, perdonatemi, c'è Campora però largo. Runfolo vorrebbe andare dentro l'aria, rimessa laterale in favore del CUS Palermo. Tenta a battere Davide Campora. Esecuzione sporca di questa rimessa laterale, sarà cambio e quindi rimessa laterale città di Carini. Lombardo, Marciano lungo, potrebbe prendere Leonardo, anticipato dal suo avversario, Campora va giù, c'è fallo commesso da Tolomello, calcio di punizione in favore del CUS. Calcio di punizione proprio qui sotto i nostri schermi, potete vedere il direttore di gara che indirizza e indica dove sarà battuto questo calcio di punizione. Pronto Di Marco. Ha bisogno di qualche secondo prima di battere. Ora conta i passi. Di Marco pronto ad andare col destro, palla che sembra essere interessante per i compagni in aria. Pizzo evita mezza misura, la fa volare via, ma resta ancora via per il CUS. Leonardo vuole andare sul lato, palla spazzata, allontanata, mentre Marciano vorrebbe andare ancora in aria, ribatte ancora il Carini che ora vorrebbe salire. Marciano non se lo perde, va sul lato, rimessa laterale per il CUS dopo la direzione del Carini. Rimessa laterale CUS Palermo, Marciano può andare con le mani.
Mettilo bene. Accoccia, accoccia. Marciano lungo linea, Runfo non arriva a toccarla, ci cade Casisa che lotta contro Lanza, raddoppiato Casisa, resiste ai colpi degli avversari, ha preso un colpo, c'è fallo, calcio di punizione ancora per il Cus che sta cercando di salire, sta cercando di crescere in mezzo al campo in questo finale del primo tempo. Dopo la prima 20 minuti un po', diciamo, una insofferenza, ma con il gioco un po' in più in pugno degli avversari. Ora sta salendo, sta crescendo in mezzo al campo il Cus. Nuovamente Di Marco in mezzo di battuta, noi concentriamoci all'interno dell'area però. Di Marco, cross, palla che non si alza, resta al limite, Marchese prova a rimetterla in avanti, anticipo, ma la palla resta ancora viva, Imperato, colto fuori tempo, facile per l'anticipo di Monelli Calzi che evita mezze visure e la manda via lunghissima, rinvio dal fondo per il Carini. Lungo Picciuca, oltre a metà campo, palla troppo alta per Lanza, non può arrivare. Marchese di testa, Mazzè riesce a ricevere, c'ha l'uomo alle spalle, Mazzè vorrebbe girarsi al solito, soffre la pressione di Michele Mandalà, poi sbracciano un po' i due, Mazzè passa senza interruzioni, Mazzè ancora fuori misura per Leonardo, palla letta bene dal capitano del Carini, poi Picciuca non ha difficoltà, va in presa sicura e lancia a lungo più che può. Imperato, occhio a marcia 9, qui allunga troppo le braccia, qualche scintilla, fallo e calcio di punizione per il Città di Carini. Tolomello prova a ripetersi, va in mezzo, occhio all'inserimento, la Fata tentando di bloccare, resta ancora via la palla, la Fata, la terra ribatte, allontana, smanaccia, la toglie dall'area di rigore, ora ancora Carini in possesso, palla che viene spenta da Mandalà che vorrebbe ancora rimandarla in aria, Mandalà in mezzo al campo, una diga per il Carini, gioca Imperato, chiuso da Marcianova, arriva l'intervento di Licalzi che allontana in calcio d'angolo avversario, si riaffaccia nuovamente dalla bandierina e Carini mentre Mandalà corre dalla bandina per andare a rimettere questa palla in mezzo. 1:30 al 45esimo, ma non sapevo se l'arbitro ha fermato il cronometro durante la prima interruzione al primo minuto di gara. Noi continuiamo a restare in campo, vi aggiornerò io minuto per minuto. Mandala troppo lungo, palla però sulla testa del compagno per terminare successivamente tra le mani di La Fata che va a lungo, gela La Fata, scavalcato qui Tolomello, deviazione Carini, evita rimessa laterale, palla rimandata in avanti, Marciano ribatte ancora, Tolomello torna dietro, ora palla frenetica, palla che scotta, persa, Marchese orienta, controlla e lancia precisamente sul lato di sinistra mentre sale Di Marco. Di Marco ancora, vorrebbe andare in area Pizzo, prima gestisce, poi un altro tocco, non vuole rischiare, scivola, deve rimediare, la palla sul lato. Mazzè entra in campo, Mazzè ancora, palla sul destro, vuole la porta, alta la conclusione, ci ha provato Mazzè, rinvio dal fondo per il Città di Carini, rinvio dal fondo per Picciuca. Dai che è tua, momento! No! Va bene, dai che è tua! Vai Cristian! Marchese tocca e fa salire Di Marco sul lato di sinistra, invitato a correre da mister Di Fresco. Giocala così, gioca! Di Marco torna dietro, siamo al 45esimo intanto, mentre l'arbitro ha comunicato il recupero, siamo arrivati in ritardo nel vederlo, vediamo Buona! quanto lascerà giocare ancora, forse ha visto due, e Campora che lì si trova in posizione irregolare, fuori gioco fischiato dall'arbitro, alla che torna pari il Carini. Sembra aver segnato 2 minuti di recupero comunque il direttore di gara, ne sono certo, non l'ho visto bene. Si giocherà per ancora, quindi extra time comunicato, manca ancora un po' al finale di questo primo tempo di gioco. Da terra lotta ancora il Cus, riesce a salire con la palla tolta da Di Marco. Campora vorrebbe imbucare, palla verso Mazzè che la deve lottare con Pizzo, ma ancora Mazzè messo giù, spinto, non c'è niente per l'arbitro, le braccia erano molto larghe in effetti. Leonardo, l'ultimo tocco è il suo, riesce a uscirne illeso qui il Carini con un'ottima lettura di questa avanzata avversaria, rinvio dal fondo per il Città di Carini, può andare Picciuca, questo rinvio dal portiere.
C'è stato in effetti il contatto tra Mazzè e Pizzo, ma aveva le braccia larghissime il capitano del Carini. L'arbitro a parer mio ha fatto bene a proseguire il gioco senza interruzioni. Ora lancio, si va a lungo, lì Calzi protegge, palla buona solo per la Fata. Si va da un portiere all'altro, dona di rigore all'altra. La Fata lungo, Leonardo invitato a saltare, Pizzo ancora, non perde il duello aereo, la vuole tenere Runfolo, Campora sul lato, la freccia del Cus Palermo, trova però la deviazione avversaria, il contrasto vincente di Lombardo, quindi calcio d'angolo, sì calcio d'angolo, non rimessa laterale, occasione della bandierina per il Cus, mentre andrà Mazzè a mettere in gioco. Noi ci concentriamo all'interno dell'area come al nostro solito. Arriva, vedi, muoviti. 47esimo che scocca ora. Siamo veramente allo scadere di questo primo tempo di gara, ancora sullo 0-0 tra Cus e Carini. Mazzè va in mezzo per la testa dei compagni, palla che taglia tutta l'area di rigore per Cassisa che la rimette ancora dentro. Campora si abbraccia un po', Cassisa al volo, trova le mani, la presa cura di Picciuca, ma non c'è più tempo. Finisce così questo primo tempo di gara, dopo 2 minuti di recupero vanno all'intervallo, vanno negli spogliatoi sullo 0-0 il Cus e il Carini. Termina così questo primo tempo di gara. Io mi silenzio qualche minuto, ci sentiamo appena iniziare la seconda frazione di gioco tra Cus Palermo e Città di Carini per questa 8ª giornata della Livelli Under 17.
Eccoci qui pronti per ricominciare, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, dallo 0-0 iniziale del primo tempo di gioco. Fin qui parità inchiodata, parità assoluta, risultato che rispecchia la prestazione delle squadre in campo. Fin qui ancora manca qualcosa nelle due formazioni che stanno cercando di sbloccarla. Fin qui non sono riusciti, vediamo cosa avrà in serbo per noi questo secondo tempo di gioco, questi ultimi 45 minuti di questa ottava giornata di Elite Elite Under 17. Primo pallone del secondo tempo che sarà per la formazione ospite del Carini, pronto qui Di Caccamo a metterla in gioco. L'arbitro ancora qualcosa da dire prima dell'inizio di questa seconda e ultima frazione di gara della partita alle panchine. Si può giocare, Fischia arriva ora, sistema la posizione di Mazzè in maglia rossa con la casacca gialla sopra il Cus Palermo, maglia blu a strisce rosse il Città di Carini, quindi si gioca. Faccio partire anche il tempo sul cronometro in alto a sinistra dei vostri schermi e quindi si riprende, la ritrova così il Cus. Casisa tocca, prolunga in avanti, non c'è Mazzè, ma la lettura del numero 2 avversario che va dentro l'area, che la palla potrebbe essere buona, va giù, non c'è niente chiaramente, si è lasciato un po' andare qui Imperato, e la palla che ritorna tra i piedi del Cus Palermo. Di Marco, lo Iacono, vorrebbe Leonardo, tocca quanto basta per andare da Mazzè. Mazzè gioca sul lato, scambia ancora con Leonardo, palla sull'esterno, col tacco vorrebbe tornare lì, non si intendono i due. Ringrazia comunque per l'idea l'attaccante del Cus che prova a ritrovarla ma non in questa occasione. Ora Di Caccamo va, mentre lo segue lo Iacono, duello fisico 3-2, non c'è niente di regolare, semplice contrasto di gioco, non ferma il gioco. Si ricomincia tra i piedi di Peppe lo Iacono che lancia a lungo, Mazza è trattenuto un poco, palla che torna dietro, allontana via Fabrizio Randazzo. Casisa, Leonardo arriva lui per primo, poi Marchese si confonde un poco mandandola sul compagno. Marchese e lo Iacono per chiudere l'idea di Caccamo. C'è un fallo commesso dall'8 del Cus Palermo, commette fallo Diego Marchese ai danni di Caccamo e quindi calcio di punizione Carini. A battere si presenta lo specialista alle palline attive Michele Mandalà. Mandalà col mancino fuori da rigore, palla che gira e termina però tra la testa di lo Iacono che allontana, palla che resta via però Conigliaro, subisce la scivolata di Casisa. Ora vorrebbe salire Marchese, Mazzè sale, Campora sul lato, sterza, orienta però sul lato di sinistra dove c'è Licalzi che va a dare nel sua offensiva, sale il Cus sul lato di sinistra, vorrebbe puntare Di Marco. Di Marco è un destro, torna sul piede Licalzi, ora deve temporeggiare il Cus Palermo. Marchese, sterza bene Diego Marchese, continua a passare e giocare sul lato di sinistra il Cus. La Marchese pensa al cross di Marco, è quello che arriva, Picciuca la chiama, non ha dubbi, blocca, c'è fallo in attacco, fallo al portiere di Leonardo e di Picciuca, calcio di punizione per il Città di Carini, ma l'arbitro fischia, c'è un giallo in area di rigore, sembra essere per la panchina, sembra essere proprio per l'allenatore. Giallo per mister Di Maggio, quindi prima un cielo del Carini è diretto verso la panchina, mentre due ammoniti del Cus restano Leonardo e Licalzi. Picciuca batte calcio di munizione, va a lungo, oltre la metà campo, salta Casisa, in avanti lo trova nessuno dei suoi, solo una palla allontanata così da Mandalà che ora vorrebbe andare Imperato. Lo Iacono protegge insieme a Licalzi, uscita di Lafata, scortato dai suoi difensori e si gioca ancora, lo Iacono lancia a lungo, questa volta un po' fuori misura, occhio all'errore di Randazzo, la regala così a Campora che può andare, Campora poi perde il duello fisico contro Lombardo. Rinvio dal fondo per il Carini, ancora Picciuca con la palla a tre piedi, pronto ad andare dai compagni. Picciuca, è una finta, va a lungo.
Picciuca, lungo alla metà campo sulla testa di Marchese, però svirgola sul lato Scalici, palla che termina fuori senza deviazione gialla, rimessa laterale per il Cus, mentre c'è un cambio, sì, cambio del Carini, fuori Davide Conigliaro per lasciare spazio in campo, vediamo a chi, ve lo comunicherò. L'ha riconosciuto? 19. Quindi fuori Conigliaro, dentro al suo posto Jeremy Corsentino, maglia numero 19, forze fresche, il primo cambio della partita, erano rimaste invariate le formazioni dopo l'intervallo e quindi entra, ripeto, in maglia numero 19 Corsentino Jeremy al posto di Conigliaro. Il primo cambio della formazione ospite è proprio lui che la va a prendere, Corsentino. Di Marco vuole passare, va duro al contrasto, anche Di Marco ne dà meno, si lotta ancora, Corsentino. Leonardo vorrebbe passare, una giocata complicata, spazza via Pizzo in avanti, lo Iacono col corpo, Runfolo continua a correre, riesce a passare sull'avversaria larga da Campora, che posizione regolarissima, Davide Campora pronto per il cross in mezzo da Randazzo. Ora rimessa laterale Cus, minuto numero 50, sono passati i primi 5 minuti della ripresa, ancora 0-0 tra Cus Palermo e Carini. Il Cus ha bisogno di vincere per mantenere ancora il primato in classifica. Campora contrasto avversario, deviazione Carini, calcio d'angolo Cus. Vedete che si presenta dalla bandierina, arriva Mazzè per andare a battere. Antonino Mazzè, il 10 di Fresco. Sappiamo essere un numero di maglia delicato dal mister Di Fresco e che lo dà a pochi interpreti. Mazzè col destro a uscire verso l'area di rigore, voleva prendere la casina per la carezza via Campora per l'1-0 Cus Palermo, convalida del gol Davide Campora se la trova di testa e per risultare sotto di noi la gioia del Cus. Arriva pure la fase a festeggiare, Cus Palermo 1 Carini 0, la sblocca Davide Campora, la sblocca la freccia del Cus, ora diretto verso mister Di Fresco per risultare con la panchina Davide Campora. Cus 1, Carini 0, si sblocca così la partita, l'esultanza con Motisi. Il seguito affetto con Di Fresco. Cus Palermo 1, Carini 0, si sblocca così la partita al 6° minuto della ripresa. Col gol di testa, forse nemmeno quotato sulle palle alte. Riesce a prendere la Davide Campora 1-0, quindi Cus dopo 6 minuti dall'intervallo. Partita che cambia risultato, 1-0 Cus. Dimenticato la difesa del Carini, ha lasciato libero Davide Campora, ne ha approfittato per andare a colpo sicuro di testa alle spalle di Picciuca e mette pure un secondo palo incrociando, ora prende confidenza il Cus con personalità, qui falciato Mazzè, falciato da Pizzo, intervento non cattivo chiaramente, lo grazie al cartellino e calcio d'angolo, occhio che Leonardo è già ammonito, calcio di punizione, perdonatemi, calcio di punizione per il Cus. Vicino voi! Vicino, non vicino! Sì, non vengo più! Calcio di punizione per il Cus, si presenta lo Iacono in posizione di battuta, serve un mancino, chi meglio di lo Iacono in queste situazioni? Entra Antonino! Arriva il fischio, lo Iacono va verso la porta, un Cus aereo sotterra, Picciuca riesce a neutralizzarla senza difficoltà qui. Picciuca lungo, lunghissimo, a 3/4 avversaria, li calza di testa, tocca Casisa, palla che resta viva, ancora si gioca, allontana così Marciano, non arriva Corsentino, la deviazione però è stata del Cus e quindi rimessa laterale per il Carini. Messa laterale città di Carini. Palla in mezzo all'aria, toglie bene Marchese, allontana dalle parti però di Lombardo che vuole il tiro, la manda alta sulla porta di La Fata, rinvio dal fondo per il Cus Palermo, rinvio dal fondo per Giro La Fata. La Fata corto da Casissa che si abbassa ancora nel rigore per ricevere. Casissa lancia, Leonardo non arriva a spezzarla, Mazzè però gestisce con il petto per prova ad allargare da campo, era troppo frettoloso, ma spazio per riflettere. Ora Marchese in verticale ancora, non trova Mazzè ma Pizzo che spazza più che può. Rimessa laterale. Ancora Cus Palermo.
Vigilante B! Prendo, non picchia voi, sta prendo! Leonardo tocca quanto basta. Prendo! Recupera così, manda la palla scomoda, arriva in qualche modo da Randazzo che rischia sull'arrivo di campo. Ora deve sterzare sul lato lombardo. Guarda il lancio, cerca di realizzarlo. Marchese scherma, insiste ancora Diego Marchese. Leonardo la stoppa, manda là. Prende Leonardo, una 2 di sopra, palla che passa bene dalle parti di Di Marco. Ora gioca con fiducia di Cuspa, arrivato per il gol trovato. Mazzè, è lui che va, vorrebbe andare in mezzo, deviazione fortuita per Mazzè. L'ultimo tocco sembra stato proprio del numero 10 del Cus. Infatti arriva a laterale e per il città di Carini. Vai Antonino! Lanza Corsentino, deviazione di Marchese. Invece no, deviazione proprio di Corsentino, quindi rimessa laterale per il Cus Palermo. Mazza la difende, per arrivo di Leonardo, ma è scivolato a Scalici, si lotta sul lato di sinistra, cerca di concentrarsi il gioco qui sotto i nostri schermi. Lì in mezzo allontana Diosa del Carini. Ora Di Caccamo si gira bene, ancora lottare con Marchese, non si lascia superare il numero 8 delle Cus, rimessa laterale Carini, andrà a battere Scalici, il 2 della formazione ospite, il vice capitano. Scalici, Imperato, Randazzo, altra palla un po' scomoda, riesce a passare comunque Lombardo ma viene chiuso poi successivamente da Runfolo che resta la dolorante. Ora l'arbitro ferma il gioco. Vediamo se è per un calcio di punizione in fuori il Cus per verificare le condizioni del ragazzo a terra. Casisa lungo, cerca la metà campo, un po' fuori misura però non trova campo, ma recupera avversario che cerca di allontanare, palla buona però solo per Marchese che recupera, riconquista, gioca da Runfolo in mezzo al campo per fare spazio. Leonardo lanza in una zona delicata, resta con la palla al piede trovando la giocata corretta dal compagno. Ora sale il Carini con qualità sul lato di sinistra, palla in avanti, sterza ancora, vorrebbe allargare e cambiare tutto Jeremy Corsentino, ma da dietro arriva Di Marco che gliela strappa, gliela stradica dai piedi, ora vorrebbe uscire pure palla al piede. Occhio qui a questa giocata di Di Marco, duello 3-2, l'ultimo tocco è stato proprio del 19 del Carini e quindi rimessa laterale Cus Palermo. Bravo Di Marco! Mandala, tocca Imperato, palla per Lanza, pensa al tiro, viene chiuso da Casisa, ci prova ancora col mancino dalla distanza, va debole in porta, di facile presa per girare la Fata. Second Bruno. La Fata, lungo, Leonardo tocca ma non basta, Mandala in mezzo al campo, gioca dietro, scarica senza rischio, ora Capitan Pizzo. Bene Mandala, forse un po' fuori misura, ne approfitta lo Iacono, rimanda in avanti, Pizzo, deve appoggiarsi di occhio a Leonardo, sbilanciato Pizzo, c'è fallo di Brendo Leonardo, arriva la chiamata dell'arbitro, calcio di punizione dall'interno dell'area, quasi al dischetto. Occhio che ha già ammonito Leonardo. Lombardo gioca a lungolinea, altra sventagliata sul lato opposto, palla che arriva ancora dai piedi di Marchese, la Corsentino spera la porta, deve difendere effetto lo scarico, Mandala fuori misura, ne approfitta così Runfolo che lancia verso Mazzè che le posizioni di partenza è irregolare e sto di fuori gioco nonostante le proteste di Mazzè. Palla che torna tra i piedi del città di Carini, ancora sotto di un gol dopo la rete di Davide Campora a 6 minuti dalla ripresa. Prendo la palla dalla subito, bre! Scavalcato Campora, palla dentro l'area, Lanza mette giù, lo segue, li calzi, braccio sul corpo, occhio qui, posizione delicata, in due sul Lanza che la perde. Recuperando così la difesa delle Cus, non arriva a Runfolo. Casisa lancia con l'esterno, deve abbassare Mazzè, c'è il recupero di Jeremy Corsentino che gioca bene, ne mezzo al campo Imperato.
fermato dallo Iacono. Cassisa riconquista ancora Cus con la palla a 3 piedi che gioca nello stretto. Bene il Cus Palermo, senza paura, con coraggio. Poi Leonardo si lascia prendere dalla giocata complicata, finisce per perdere e riconsegnare gli avversari. Runfolo, Lombardo, Imperato mette giù, marciano alle spalle sull'uomo ma non sulla palla. Imperato continua ancora ad andare sul lato per una sovrapposizione di Lombardo, tocca Cassisa, palla che resta ancora sul lato e resta in campo. Bene qui Runfolo, subisce la trattenuta, c'è fallo, calcio di punizione Cus Palermo. Quando stiamo per entrare nell'ultimo terzo di gara, nell'ultima mezz'ora di partita, fin qui 1-0 per il Cus Palermo dopo la rete di Davide Campora. Leonardo si arrampica un po', mandala contro Leonardo, palla che passa, Diego Marchese, bene, orienta sulla di sinistra, Di Marco non si sovrappone il suo numero 8. Di Marco cerca di passare in mezzo a due, deve abbassarsi pure Di Cacco per prendere questa palla, ma gliela toglie Mazze. Dietro lo Iacono, c'è pure disponibile il portiere, palla che resta dentro nonostante le proteste degli spalti. Pizzo, Marchese sull'esterno, Mazze anticipato da Scalici e c'è rimessa laterale per il Cus Palermo. Di testa Leonardo, palla che resta dentro, vorrebbe crederci ancora il 3 del Cus, palla messa in mezzo, letta tranquillamente dal portiere, da Picciuco, mentre c'è un giocatore a terra nel Carini, l'arbitro non l'ha visto, lascia proseguire il gioco, palla fuori, resta ancora giù Corsentino che si rialza. Arbitro! Mandala, deve tornare dietro Di Marco, palla buona per lo Iacono, di testa Cassisa mette giù, si gira bene, senza paura Leonardo, posizione di partenza regolare, Leonardo punta la porta, Leonardo recupera il difensore avversario, se la lascia strappare in maniera un po' ingenua qui Brandon Leonardo, poi palla che resta in campo, evita di essere l'avversario. Pizzo, sale il Carini, lanza Cassisa alle spalle, mentre arriva pure lo Iacono, palla che passa Corsentino, gioca in mezzo, Imperato vorrebbe superare lì, calzi bene qui anche da terra, ma c'è fallo sul secondo intervento di Monelli Calzi, calcio di punizione per il Carini, una mattonella veramente interessante, vediamo che andrà a battere qui, la palla è tra le mani di Lanza. Palla tra le mani di Lanza, dal limite dell'area, dalla lunetta, oltre l'area di rigore. Giudicato irregolare il secondo intervento, quello da terra di Monelli Calzi. Calcio di punizione Carini. No, non c'è proprio. Altrimenti non alzatissimo! Interessa a terra Simone Imperato, si rialza ora. Ne chiede 4 in barriera la Fata. Runfolo, Cassisa, Marcianollo, Iacono, gli uomini di La Fata. Mentre ci sono Mandala e Lanza pronti a battere. Sembra essere il momento del 10 e fateli prendere in corsa. Lanza vorrebbe andare un secondo palla, ma ha salvato proprio Licalzi dopo aver commesso fallo. Si sostituisce alla Fata, evita il gol avversario. Buon intervento qui di Licalzi, di Capitan Licalzi, la prima partita al suo rientro in campo in casa. Dopo la squalifica rientra proprio in casa e fin qui prestazione magistrale di Licalzi. Va a voto lo Iacono, occhio a Corsentino che la rimette in mezzo, non arriva Lanza, rinvio dal fondo, deve mettere un po' di calma in mezzo al campo il Cus Palermo. Deve un po' addormentare la partita, ma c'è a terra un uomo, sembra essere Davide Campora. Vieni, lo sai fare,
Ecco arbitro. Si rialza Campora, che deve uscire momentaneamente dal campo, quindi per il momento, per qualche secondo, in 10 il Cus, può rientrare già Campora. Casisa a lungo, trova il 4 avversario e quindi Mandala, è lui che va. Manda via Marchese, tocca a Scalici ma non basta, palla che viva Campora, prova a tenerla dentro, se la porta però fuori, rimessa laterale per il Città Carini. Sarà però da ripetere, ma in favore degli avversari, dopo questa esecuzione errata della rimessa laterale, l'arbitro assegna il cambio, come già avvenuto durante il primo tempo, a differenza della prima occasione di quella precedente. Questa volta il cambio è in favore del Cus Palermo. Marciano toglie Mandala, palla buona per Marchese che insiste, va giù ma non c'è niente, salita, palla al piede di Corsentino, Casisa lotta e la terra apre da Campora, occhio, una zona un po' delicata, continua a lottare Davide Campora, palla che rimbalza in maniera favorevole al Cus. Mazzè la tiene lì, sale pure Di Marco, Mazzè ancora vorrebbe puntare, occhio a Mazzè, sopra il primo non il secondo, era Corsentino duro a contrasto, palla che resta lì. Scalici, anzi lo manda la, perdonatemi. Palla spazzata, Cassia tocca ma non basta, resta ancora via per il Cus, da Runfolo, entra di causa, allunga un po' troppo, Michele manda la dura a contrasto, la ritrova per il Carini e ora lancia Marciano di testa, non li calzi, eccolo, li calzi verso Marciano e subisce una botta su Imperato, non c'è nessuna irregolarità, semplice rimessa laterale in favore del Città di Carini. Quando siamo al 66esimo, 1-0 ancora a Cus. Palla tolta, la fa volare via Runfolo. Pizzo anticipa Mazzè, occhio a Marchese, riesce a prendere la salita, palla al piede del Cus. Mazzè punta, vorrebbe passare su Scalici, ancora Mazzè se la allunga, Pizzo con intervento al limite, che ha preso il rischio qui Pizzo, manda dritto sulla palla, funziona l'intervento del capitano, la manda via in calcio d'angolo, deve stare così, sì, calcio d'angolo per il Cus Palermo che si ripresenta davanti alla bandierina dal lato di sinistra, pronto per Mazzè ancora. Mazzè vuole andare sul primo, la toglie via, palla resta al limite e Cassisto dalla distanza di poco fuori dal palo della porta di Sara Picciuca, rinvio dal fondo per il Carini mentre l'arbitro ferma il gioco, sembra esserci cambio ancora nel Carini, doppio cambio sembra essere, doppio cambio nel Carini mentre si avvicina all'uscita Scalici e Tolomello. Scalici e Tolomello, quelli sostituiti dalla panchina del Carini, al loro posto pronti a entrare in maglia numero 13 Andrea Segreto, in maglia numero 15 dentro Tuzzolino, quindi Segreto al posto di Scalici e Tuzzolino al posto di Tolomello. Rinvio dal fondo Carini, giocato corto all'interno della propria area di rigore. No, non è Scalici che è uscito, resta ancora in campo. Quindi avrà lasciato il campo Lombardo. Andiamo, vedrò aggiornamenti ora. Entra Mazzè, nota nel fuorigioco. Lunghissimo Picciuca. Casisa tocca. Palla che resta lì, prova a tenerla buona Imperato, lascia passare verso Lanza che prova a scambiare ancora col suo 11. Imperato la botta da fuori, l'ha fatta, si tuffa, protegge quella zona ma la lascia terminare fuori e rinvio dal fondo per il Cus. Rinvio dal fondo Cus Palermo, mentre guardate che cielo che ci offre oggi sopra Monreale. Fabri, attacca! Insieme a lui! Occhio! Miki la seconda, Miki! Gere la seconda! Lunghissimo lo Iacono. Campora può andare ancora Campora, non riesce poi a tenerla, rinvio dal fondo per il Carini
in cui il campo era protagonista di una gran partita, sta festeggiando al meglio la convocazione irrappresentativa Davide Campora. Picciuca lungo quando siamo vicini agli ultimi 20 minuti, ultimi 21 minuti di gioco. Casisa allontana, spazza via senza mezze misure, rimessa laterale Carini che vuole velocizzare, pronto Segreto ad andare in gioco con le mani. Segreto si arrampica Di Marco, Mazzè contro Pizzo, la maglia del capitano delle Carini, palla che resta ancora in campo sul lato, riesce a restare ancora in campo mentre ci crede Imperato contro Licalzi, recupera pure lo Iacono che comunica bene con Licalzi, comunicano a memoria i due. Campora in mezzo al campo, stringe, riesce ad allargare ancora da Di Marco, gioca il Cus Palermo sul lato di sinistra. Di Marco era Mazzè, posizione regolare, arriva Pizzo, si accontenta la deviazione avversaria, qui Mazzè rimessa laterale per il Cus Palermo. Leonardo prova a tenerla lì, palla che resta tra i piedi del 9 del Cus, non c'è fallo ma resta ancora Di Marco, palla al piede che vorrebbe il tiro sul primo, ha provato a toccare la Mazzè, Picciuca non si lascia fuori dal rimbalzo, conclusione in porta neutralizzata da Picciuca, altro calcio d'angolo, ancora occasione la bandiera di sinistra per il Cus Palermo. Dentro l'area Mazzè, Picciuca esce con i pugni, funziona bene il prodotto di Mister Cintura. Ora dietro, anticipo corretto di Marciano che vorrebbe passare pure sull'avversario, c'è fallo di Tuzzolino, giudicato ostruzionismo di gioco dal direttore di gara, calcio di punizione per il Cus, mentre resta a terra Dolante Marciano. Non è Marciano ma è Runfolo, oggi li confondo con questa casacca senza riconoscere i numeri. Vai Pino! La botta subita da Runfolo e ora è il momento di lo Iacono, occhio al mancino a rientrare verso la porta. Lo Iacono punta proprio la porta, va sulla traversa lo Iacono, ci aveva provato, si era visto, deciso in posizione di battuta, lo Iacono colpisce la traversa, i legni fin qui gli evitano il gol del raddoppio, la rete personale, va vicino al 2-0 qui lo Iacono, mentre c'è la botta alla testa subita dal giocatore del Carini in maniera chiaramente involontaria. Ci va vicino lo Iacono, 1-0 ancora Cussa, un passo al raddoppio il Cus Palermo. Vincenzo, chiama Vincenzo! Salite, salite! Gere, Gere! Andrea, vieni a giocare! Andrea, vieni a giocare! Occhio Di Marco! A tutti in avanti questo calcio di punizione, lo Iacono toglie di testa. Ora Casisa. Sul lato Casisa, rimessa laterale che sarà battuta da Tuzzolino, invece non l'accede così a Mandalà. Tuzzolino, servito a lui. Vuole passare, chiude campo, la spazza via. Palla diretta verso Leonardo che mette benissimo giù, si gira. Leonardo sulla profondità, la ricerca di Mazzè, ancora Pizzo che fin qui protagonista di una prestazione impeccabile. Il capitano delle Carini. Gioca nello stretto, lanza una di rigore, lo Iacono! Intervento salva il risultato di Peppe lo Iacono, ma resta ancora in avanti il Carini che va in mezzo, ora li calzi di testa. Leonardo allontana, si lascia scavalcare dal rimbalzo qui Mazzè, palla per Pizzo che gioca a centrale, manda la di prima, un meglio però per Campora che riesce a passare bene, servire Diego Marchese sulla corsa ora di Marco. Di Marco contro Corsentino. Di Marco serve Marchese dietro, lotta contro il 19, ancora Marchese, c'è fallo commesso ai danni dell'8 del Cus, calcio di punizione Cus Palermo. Nuovamente lo Iacono in posizione di battuta.
Chiama l'arbitro, lo fa passare. Lo Iaco dentro l'area, palla invitante per Picciuca che esce in maniera sicura nonostante la posizione di fuorigioco di Leonardo che disturbava Picciuca. Rinvio, anzi non rinvio, palla per il Carini. Casisa, Imperato tocca, gioca dietro, in avanti verso il 9 di Caccamo, vorrebbe andare, ancora gioco di gambe, sterza bene di Caccamo, poi c'è Licalzi che va dritto sulla palla come un treno, ancora mano Licalzi con grinta. Rinvio dal fondo per il Cus, c'è un altro cambio ancora nel Carini. Mentre termina così la partita di Caccamo. Dopo questa occasione basta proprio tra i suoi piedi, esce dal campo il giocatore mai numero 9 del Carini per lasciare spazio. Vedremo chi era, ve lo comunicherò una volta aver visto il numero. Un attimo. Quindi fuori di Caccamo, dentro Pietro Lo Piccolo al suo posto, in maglia numero 16. Lo Iacono va lungo oltre la metà campo. Leonardo vorrebbe agganciare, non riesce. Pizzo fa volare via questa palla all'altezza della metà campo. Lanza contro Di Marco, sbilanciato, lanza la meglio, continua a insistere, ci crede, ma Di Marco lo mette giù, c'è fallo qui del numero 3 del Cus Palermo. Quello commesso da Cristian Di Marco, calcio di punizione per il Cus. Per il Carini, perdonatemi. Calcio di punizione città di Carini. Con un fallo commesso da Ni. I ragazzi maglia rosso-blu. Stava parlando però passata con tutta la palla. Pino! Due in barriera, chi l'ha fatta? Marchese Di Marco mandala in mezzo, il secondo palo per Pizzo! Ha pareggiato Pizzo a coronare una prestazione perfetta fin qui del capitano Pizzi. La pareggia con tanto di dedica sugli spalti. Il gol di Capitan Pizzo, 1-1, tutto da rifare. Partita che ritorna in parità, partita che ritorna per come abbiamo iniziato, dal pareggio, e ha pareggiato Pizzo mentre c'è qualche piccolo parapiglia in mezzo al campo. Pareggio del capitano del Carini, c'è un giallo pure in mezzo al campo. Cus 1, Carini 1, il pareggio di Pizzo sullo stacco di testa, la specialità della casa. Cus 1, Carini 1, parità ristabilita in mezzo al campo, che passa tra la testa di Pizzo. Ora tutto da rifare, nuovo pareggio, nuovo risultato 1-1. Si infiamma questa finale a 13 dalla fine, mentre c'è cambio fuori il Runfolo. Al suo posto non abbiamo visto. È entrato un attaccante, sì, sembra essere proprio Radwen. È il momento di Radwen, vuole forze fresche in attacco mister Di Fresco. Basta! Ma che fai? Mi schiavatto via, che c'è a fare questo? Pensa gioca! Aiuto! Pensa si gioca Candela! Ma vieni ragazzi! Vieni ragazzi! Lo Iacono ora inizia una nuova partita per questi restanti 12 minuti di gioco, 1-1 tra Cus Palermo e Carini. Guarda ristabilita la Pizzo qualche minuto fa, che risponde al gol di Campora. Corsentino svirgola un poco, Di Marco passa bene nello stretto. Di Marco vorrebbe andare qui da Leonardo, palla occhio verso Radune che vuole, ma non ci riesce. Ora Imperato non lo lascia girare Glicalzi, va a contrasto, rimessa laterale per il città di Carini dopo l'attivazione del capitano del Cus. Anticipa bene qui Marciano di testa, manda via, alta rimessa con le mani, posizione più arretrata ancora per il Carini. 11 manca.
C'è un altro cambio nel CUS, pronto a entrare Marcello Loverso. Finisce così la partita di Leonardo. Soprattutto ha preferito farlo uscire mister Di Fresco quando termina un po' nervoso. Quindi fuori Leonardo, dentro Marcello Loverso, solo Mazzè a fare l'attaccante nel CUS. Insieme a Raduen forse, così Raduen ora si sistemano a due in attacco ancora con Loverso dietro le punte. L'ha avuto Marciano, palla in mezzo, Marchese, non c'è nessuno, può prenderla, Di Marco vorrebbe arrivare, c'è pure Corsentino che sembra essere favorito a ricevere. Corsentino se ne libera un po' dietro, Raduen ne mette bene il piede e ora Marchese passa, intervento regolare questo di Segreto e quindi sale il Città di Carini. Casisa non riesce a tenere, la mala ritrova. Casisa ancora a lottare con Tuzzolino, sbracciano i due. Tuzzolino, doppio intervento, rimessa laterale che sarà per il CUS dopo l'ultimo tocco del 15 del Carini. Mentre siamo entrati appena entrati nell'80esimo, ultimi 10 minuti di gara. 1-1 ancora, parità che persiste in mezzo al campo tra CUS Palermo e Città di Carini. Non arriva Raduen, allontana Randazzo. L'ho trattenuto in campo, fallo commesso da Loverso e calcio di punizione Carini. Lancio lungo, letto bene da Marciano che la fa volare via. Campo era fuori misura, non trova Mazzè. Rimessa laterale Carini. Allontanata. Ancora viene messo giù Licalzi. C'è fallo commesso dal numero 16 del Carini, Danni di Monelli Calzi. Fallo commesso da Pietrolo Piccolo. Il calcio di punizione per il CUS Palermo. Lo Iacono va lunghissimo, andò un passo dal gol e qualche minuto fa, e poi lo Iacono proprio dalla sua mattonella da calcio di punizione. Qui Loverso è entrato perfettamente in partita, ancora deve approcciare bene con la gara. Rimessa laterale Città di Carini, che ha preso fiducia dopo il gol del suo capitano. Va voto Casisa, anche a Marciano, occhio che la palla passa. Lo Piccolo gioca dietro da Imperato contro Loverso, lotta per strapparla ancora, si tiene la lotta per il possesso, allontana via Licalzi, ma ha rimesso laterale ancora Città di Carini. Gioca bene avanti, a vuoto un'altra volta Marciano, poi una botta al volto, poi Imperato vorrebbe andare col tiro dalla distanza, la fa volare via lo Iacono. Segreto mette giù due tempi, sale Di Marco, si va sul lato del 19, Corsentino, serve la corsa di Segreto, occhio al cross, vorrebbe ancora Lanza, lo Iacono tira la palla a tre piedi, ora la fa volare via. Spazza trovando qui Mazzè con tutto al solito pizzo. Mazzè col petto gestisce ancora Antonino. Mazzè deve lottare, resiste all'arrivo di Mandala, ma non la tiene tre piedi e quindi Mandala, il centro del gioco del Carini. Mandala verticalmente, controllo perfetto di Imperato che manda sulla corsa così Corsentino, finta il cross, supera lo Iacono, non è qui l'avversario, non supera poi Di Marco, va giù, non c'è niente, si gioca Di Marco sul lato. Mazzè a lottare contro Segreto, raddoppiato qui Mazzè, Imperato messo giù, sbraccia Di Marco, non c'è niente, sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Non fare il protagonista, cretino! Mazzè contro Segreto, raddoppiato, sbraccia un po' il giocatore del Carini, va dura al contrasto Di Marco, palla che rimbalza all'interno dell'area. Randazzo protegge, allontana via poi il 2, allontana via Scalici. Ora gioca, sale, manda la fuori misura questa volta. Marciano troppo frettoloso, vorrebbe caderci campo. La palla che tira tranquillamente dalle braccia di Picciuca.
Mandala va in avanti, fuori misura però Licalzi, preciso con la testa da Diego Marchese, che guarda ancora, vorrebbe lanciare, ha bisogno di mettere calma in mezzo al campo mister Di Fresco, c'è troppa frenesia, stiamo per una squadra che dall'altra, ma il Carini qui sta cercando di riflettere e costruire. Casisa allarga, gioca la Di Marco, vorrebbe essere sul lato di sinistra, Di Marco ancora. Lungolina, Mazzè, riesce a passare, Mazzè, occhio a quando si accende, Mazzè contro Mandala, resiste, portano giù Mandala, Mazzè continua a tenere la palla a 3 piedi, Antonino Mazzè, la tira ancora, Mazzè non gliela possono prendere, solo Pizzo, ci vuole Pizzo per toglierla a Mazzè, Pizzo, lo Iacono a lottare contro Imperato, non riesce a passare, messo giù, c'è fallo di Lo Iacono, calcio di punizione Carini. Calcio di punizione Città di Carini. Ora l'hai vista! Occhio che lunga! Mandala, è lui che la fa volare via all'interno dell'area, sulla testa però di Marciano. Davide Campora in avanti, Radwen anticipato, occhio la caduta qui di Mandala che resettera dolorante, non si è fatto male qui Scalici. Sulla caduta arriva pure l'intervento di Di Fresco insieme a mister Cintura. Chiaramente non c'era fallo, ma la caduta è dolorante quella di Scalici. Quando siamo a 4:30 dal 90°. Si rialza Scalici. Recuperato così Scalici. Quattro minuti al 90°, 1-1 ancora tra Cus Palermo e Città di Carini. Allontanalo verso Campora dalle parti di Scalici, reduce dalla botta, recuperato poi Scalici in avanti, si fa spazio l'attaccante del Carini, lo neutralizza però Marciano, non c'è nessuno che può ricevere lì, quindi Simone Imperato è lui che la va a prendere. Wesam sporca, rimessa laterale. Ancora lo verso di testa, Campora, non c'è nessuno che può prenderla lì. Sale il Carini ancora, palla per Segreto, gioca sul lato di destra il Città di Carini ora. Segreto va in avanti, troppo lungo per Lanza, palla buona solo per girare la Fata. La Fata Lo Iacono. 87° che scocca ora. Lo Iacono va lungo, palla buona per Campora, occhio! Campora in area di rigore, la manda alta Davide Campora, si perde sul più bello, sul super lancio di Lo Iacono. Colto un po' di sorpresa la difesa del Carini, che hanno forse sottovalutato questa palla. Campo non riesce ad andare in porta. Invito al fondo. Fa lungo Picciuca. Cassia si fa spazio sul Lanza. Poi Marchese di testa vorrebbe andare da Radu e non lo trova. Scalici gioca, vorrebbe girarsi qui Tuzzolino ma non riesce, anticipo del Cus Palermo, ma ci crede ancora la formazione ospite che ora vorrebbe salire. Palla a metà verso Corsentino, ne approfitta così Di Marco che scarica dietro, Lo Iacono, si libera lo spazio per la giocata, Lo Iacono ancora, vorrebbe salire palla al piede, viene fermato in mezzo dei magli avversari, Mandala, girata la palla verso Imperato, buon lavoro qui del 16, palla presa, lo piccolo, vuole il tiro su Marciano, rimessa laterale per il Città di Carini che prova a chiudere questo finale di gara in avanti. 88°, 2 alla fine, 1-1 tra Cus Palermo e Città di Carini. Dopo la rete del pareggio di Pizzo. Palla messa in mezzo, Licalzi, occhio, ha preso forse una botta al volto. Infatti così, botta al volto per Licalzi che era settata dolorante.
Adesso ragazzi. No, ha pareggiato 2-2. Lancio lungo. Rimessa laterale, Cus Palermo sale, Marciano vuole velocizzare la ripresa del gioco. Siamo vicini al 90esimo, attendiamo la comunicazione dell'arbitro sull'entità del recupero. 30 secondi al minuto 90, al termine col secondo tempo regolamentare. Marciano vuole andare in avanti, velocizza il Cus. Casisa cerca l'aria, palla buona solo per Picciuca, senza dubbi, senza difficoltà qui. Picciuca, lungo. Nella tre quarti avversaria, lo Iacono ribatte via. Segreto sbilanciato, ha commesso fallo Mazzè. Ferma la vasta avversaria, forse anche un fuorigioco. 5 minuti di recupero comunicati al direttore di gara. Si giocherà fino al 95esimo, mentre si resta ancora sulla parità. 90esimo che scocca ora. Fino al 95. Mandala dentro l'aria, palla invitante ma solo per lo Iacono. Poi in due su questa palla. Si va a chiudere su due uomini avversari. Si gioca ancora Imperato, esausto dopo una buona prestazione da lottare contro Di Marco, si arrampica così contro Licalzi e calcio di punizione per il Cus Palermo. Lo Iacono via più lungo che può, sempre su di sinistra. Mazzè mette giù, si gira sul Segreto. Mazzè deve accendersi, manca la sua firma oggi. Mazzè è contenuto bene qui da Segreto. Primo minuto che va, 91esimo, ne mancano 4 alla fine. Va dentro Di Marco, occhio, qui calpestato forse Mazzè, che è stato durante a terra. Marchese sporco su Corsentino, ma è falloso il suo intervento. C'è giallo per Diego Marchese sul 19 avversario, mentre resta ancora a terra Mazzè all'interno dell'area di rigore. Sì, forse è stato proprio calpestato involontariamente da Pizzo. Ora è proprio lui ad aiutare Mazzè a rialzarsi. Riprendiamo dal calcio di punizione per il Carini. Riprendiamo dal calcio di punizione che sarà battuto al solito Michele Mandala. (92esimo ora, non si è giocato però questo dal 91 al 92. Mandala all'interno dell'area e Casisa toglie testa. Imperato prova a toccare e mantenere la via, ci riesce Jeremy Corsentino. Segreto vorrebbe girarsi, manda la Naduri sopra, Marchese glielo impedisce, quindi sale Raduen, vorrebbe mettere in difficoltà l'avversario, non riesce. Raduen ancora in pressione, Tuzzolino gira, Scalici la perde, campo, ora Mazzè, occhio all'errore. Mazzè guarda la porta, Sterzo torna dietro, riflette sulla giocata e gioca da Raduen. Raduen un po' a metà, mentre scivola il difensore, il mai numero 13, resta ancora a terra. Di Marco si gioca, Raduen controlla un po' lungo, potrebbe ancora crederci. Arriva la presa di Picciuca, c'è un uomo a terra, l'arbitro ferma il gioco ora. C'è a terra Di Marco. Invita i suoi a salire Capitan Pizzo. Picciuca va lunghissima al suo solito. Casisa ribatte in avanti. Mazzè chiaramente si deve disinteressare con l'uso di fuorigioco. Palla al portiere di testa per mettere la presa con le mani di Picciuca. Un altro lancio lungo. Picciuca prende metri, si avvicina, vuole andare dritto in aria. Ecco il lancio, Picciuca. Lo Iacono di testa. C'è però un fallo per una spinta di Peppe Lo Iacono e quindi calcio di punizione. Occhio a questa occasione. Dal calcio piazzato, la palla inattiva per il Carini, riguardato dai compagni, qui Mandala.
occhio a Mandalà, mentre deve sistemare la barriera Gioele La Fata. Crocevia importantissimo per la partita quando siamo vicini al 94esimo. Vado lui, c'è la cara. Non c'era il mister Angelo là. C'è la cara, c'è 4 in barriera chiesti dalla Fata. Arriva il fischio, Mandala, occhio che si inserisce Imperato. Mandala vuole la porta col mancino, La Fata non blocca ma ribatte. Mentre siamo entrati all'ultimo del recupero, la palla che resta in campo. Campo la lascia rimbalzare. Tuzzolino mette giù, la manda fuori, rimessa Cus. Rimessa Cus Palermo. 30 secondi al minuto numero 95. Questo poi l'arbitro lascerà recuperare minuti extra oltre il recupero perché si è perso parecchio tempo, soprattutto al minuto dal 91 al 92. Guarda di giocare il Cus. Tocca Lanza. Palla che viene spazzata da Corsentino. Lo Iacon di testa, va dalla Fata, va giù. E arriva ora il triplice fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Un punto per squadra, un punto per il Cus, un punto per il Carini. Decidono le reti di Campora che ha sbloccato inizialmente la partita al minuto numero 6 della ripresa. Pareggia. In secondo momento Pizzo, il capitano del Carini, che permette ai compagni di portare a casa un punto. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per essere passati insieme. Un saluto, alla prossima. Filippo Alongi e grazie.